Buonasera a tutti, siete alla frequenza nostra per le nostre missioni Basta parlare, o sostanzialmente sono con Nicola Cyril. Nicola, buonasera. Giovanina, buonasera. Buonasera. E la sua zia Giovanina, amici con un po' di nuovo. Zia Margherita, zia, Scusate, associo un buon po' a mente allora, quasi mi... Buonasera a voi tutti, buonasera, sono qui, qua mia nipote. Ci fa piacere. Anche a noi. Allora, mi parla stasera di due maniere differenti, ricetti o sossoli. Giovanni, che sossoli ti scelti? Che ricette ti scelto stasera? Stasera, come zia Margherita ha volontà di mangiare una zuppa di fagioli, Attenti a dopo. e mi ho comprato tutto ciò che ci voleva di un mercante di legumi, e dunque faremo la zuppa di fagioli. E domani è musica municipale E di poi noi. inviteremo a mangiare la zuppa di fagioli. Amica Pasqualone, la super di fagioli basta una volta, amica. Oh Maruna. C'è stato. Che c'è stato in pezza, burrasca, non si può più piantare, poveri come capuzza, ora sta cosa, Maruna. Lasciate voi domani con guacionura di gelato. Quando un fagiolo è guacio cotto, mettete tutto il resto di legumi, i carote, i pomi, i cipolle, i porri, e vi trovate alla tarina. E l'arbuglio di gelati alla tarina li date un sbodo a parte. Faccio una con poco nera, allora perché la vostra zuppa è un bello colore, alla È tarina. giusto per il colore, non per il gusto. No, E sarà dopo facciamo la zuppa black. Alessandra mi ha detto l'altra volta, quando l'ha giubbata, l'ha scordata di farsi a fare, mi ha detto sì, cosa hai fatto? Una zuppa black. Ho detto cos'è la zuppa black? Una zuppa di fagioli, perché era nera. Sarà Giorgio che la dice a mia nipote. E donc, È brava mia nipote, ne sa fare. Io senti parlare di tiani, di zuppi, tipo qualcuno come Genimo che mi ha detto vieni a mangiare a tasta. Allora, andiamo Dico ti va in casa, se ti me si tende fuori. non dice a noi è sempre a parte a portare. Così. invece è sempre un mondo.